Attraverso Antenna 3 adesso ci sarà un programma dedicato con delle piccole clip dedicate ad argomenti specifici del digitale, quindi non lunghi ma 10 minuti, 7-8 minuti, che consentono anche allo spettatore medio della TV, che magari non è più esperto del computer, di vedersi queste pillole che sono legate al mondo digitale e di acquisire una conoscenza generale che è sempre utile. Non solo i più comuni canali social, da lunedì anche sulla nostra emittente troveranno posto le pillole di informazione digitale promosse nell'ambito del progetto Innovation Lab, portato avanti dal Consorzio Bimpiave e sostenuto dalla Regione Veneto. Che si tratti di SPID o di intelligenza artificiale, tutti dai più giovani agli anziani devono essere in grado di destreggiarsi affinché questi rimangano strumenti da utilizzare e non da subire. Il Consorzio Bimpiave di Treviso si è fatto capofila di un progetto di ben 64 comuni per lo sviluppo, per intercettare prima e sviluppare poi un importante finanziamento regionale nell'ambito della digitalizzazione. 700.000 euro divisi in una sede principale di Vittorio Veneto con poi delle palestre digitali sparse nel territorio. Oltre 200 interventi in presenza oppure online per avvicinare il maggior numero di persone possibili alle novità legate al digitale. È un progetto volto alla pubblica amministrazione e allo sviluppo e all'accompagnare il personale della PA nel mondo digitale, ma anche e soprattutto per avvicinare ed accompagnare i cittadini in questa transizione digitale. In arrivo dalla Regione un ulteriore finanziamento di quasi 400.000 euro che permetterà di aprire altre 2 palestre digitali. A Vittorio Veneto la sede di Innovation Lab è stata arredata dal Consorzio, che l'ha ricavata in una sala messa a disposizione dal Comune. E poi abbiamo attrezzato le altre 6 palestre che sono a Castelfranco, ad Asolo, a Montebelluna, a Codognè, a Ponte di Piave e a Valdobbiadene, dove c'è un arredamento anche lì. Ci sono dei PC dove i ragazzi nell'orario di apertura delle biblioteche o gli anziani o chi vuole può trovare gli stessi strumenti e può avvicinarsi sempre di più al mondo digitale, soprattutto con quei processi che oggi per anche le persone anziane sono imprescindibili.